Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Crollo di Messina, si continua a scavare, restano 3 i dispersi, 3 gli indagati per disastro e omicidio plurimo colposo, uno è parente della famiglia proprietaria dell'edificio. Rissa a San Leone, nell'Agrigentino, 2 giovani accoltellati, uno è grave, arrestato per tentato omicidio un gambbiano di 26 anni, sostiene di essersi difeso da un'aggressione. File sulle strade e sulle autostrade siciliane, bollino rosso per ondate di calore a Catania e Palermo, rischio incendi diffuso su tutta l'isola. In spiaggia per la Tintarella, le ferie d'agosto sono iniziate ufficialmente, clima di vacanza tra sole, bagni e chiacchiere sotto l'ombrellone. A spasso per Catania, turisti affascinati dalla bellezza dei monumenti, c'è anche chi paragona il Teatro Romano agli scavi di Pompei, musei regionali aperti e gratis in questa prima domenica di agosto. Una piscina privata aperta a tutti è l'iniziativa di una famiglia di Noto nel Siracusano, un modo per dare la possibilità a chi non può permettersi di andare al mare. Oltre 30 anni di carriera e un'energia che continua a conquistare il pubblico. A Brucoli, nel Siracusano, i Dirotta su Cuba hanno regalato una serata all'insegna del funk. Calcio, Catania test positivo a Norcia contro il Ravenna, i rossazzurri vincono 3-2, si proiettano verso la settimana che porterà alla prima sfida ufficiale in Coppa Italia col Vicenza. Serie B, Palermo in l'Australia per la tournée di agosto, in programma amichevoli contro il Melbourne e la Juventus. Intanto Osti dice no agli olandesi dell'AZ Alkmaar per Ranocchia. Bentrovati, la cronaca ci porta a Messina. Le speranze sono ormai ridotte al lumicino per ritrovare in vita i 3 dispersi del crollo della palazzina. È stata una domenica surreale a Pistunina, tra dolore e angoscia. 3 gli indagati, uno di questi è parente della famiglia Leone, proprietaria di quel che resta dell'edificio. Da domani i primi interrogatori. Tonino De Mano. Una ricerca continua e disperata, da oltre 70 ore, con droni, cani molecolari, mezzi meccanici e a mani nude, alla ricerca dei 3 dispersi rimasti sotto le macerie dopo il crollo della palazzina a Pistunina. 3 i morti accertati: Carmelo Leone, 71 anni, noto imprenditore e proprietario di quel che resta del palazzo, la sorella Rosa, 63 anni, ed Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa dell'Emporio Cinese, il cui corpo è stato recuperato ieri sera. All'appello mancano Sara Leone, il cognato Santino Magazzù ed il collaboratore domestico Lariu, originario dello Sri Lanka, con i familiari di quest'ultimo che non si allontanano un attimo dal luogo della tragedia, in attesa di notizie. Restano seduti, si abbracciano ed osservano. Anche un minimo movimento dei vigili del fuoco o della protezione civile serve ad alimentare la speranza, sempre più flebile. Strada statale 114 interdetta al traffico per agevolare i mezzi di soccorso, camion carichi di detriti e macerie che fanno la spola con un'area appositamente allestita dal comune di Messina nei pressi dello stadio San Filippo. Predisposto anche un servizio antisciacallaggio con rigidi controlli affidati ai carabinieri e alla polizia municipale. È una città sconvolta dal dolore, con il sindaco Basile che confida sulla magistratura. La magistratura ha già avviato le sue attività investigative ricognitive, alcuni iscritti nel registro degli indagati, anche se chiaramente è prematuro. Ci sarà il tempo, l'amministrazione come sempre a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine, perché recuperiamo i nostri 3 concittadini, vediamo di chiudere questa tragica maglia e poi avremo tempo per verificare le responsabilità. 3 le persone indagate, accusate di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Si tratta di Alessandro Panarello, Pasquale Dalì e di Pietro Leone, ingegnere, parente della famiglia proprietaria dello stabile. Secondo i PM la causa del crollo sarebbe da attribuire al cantiere aperto per l'ammodernamento dei locali del piano terra, che avrebbe dovuto ospitare una macelleria. Da domani i primi interrogatori. Questa mattina nelle acque a ovest di Pantelleria la nave ammiraglia della missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo ha effettuato un controllo su una petroliera sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea e appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa. Per verificarne la nazionalità per le navi è determinata la bandiera che sono autorizzate a battere, ma la petroliera naviga dichiarando bandiera del Camerun. Ad Agrigento 2 giovani feriti a coltellate a San Leone. Il più grave è un 17enne operato d'urgenza, arrestato un 26enne con l'accusa di tentato omicidio e rissa. Davide Sarto.
Notte di sangue a San Leone, frazione balneare di Agrigento. 2 ragazzi sono stati accoltellati durante una violenta rissa tra Piazzale Giglia e l'inizio di Viale dei Giardini. Il più grave è un 17enne di Villa Seta, sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Agrigento. Lotta tra la vita e la morte. Ferito anche un suo amico 20enne, raggiunto da una coltellata al ginocchio. Per l'aggressione i carabinieri hanno arrestato un 26enne di nazionalità gambiana, giardiniere residente ad Agrigento. Per lui la procura contesta i reati di tentato omicidio e rissa. Il pubblico ministero ha disposto il trasferimento in carcere. Davanti ai militari dell'Arma, il giovane ha sostenuto di essersi difeso, ha raccontato di essere stato accerchiato da un gruppo di ragazzi con i quali avrebbe avuto vecchi contrasti. Secondo la sua versione sarebbe stato minacciato con una pistola e un coltello mentre si trovava insieme alla fidanzata. I carabinieri hanno ascoltato anche diversi testimoni, compresa la giovane donna. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica della rissa e accertare le responsabilità dei partecipanti. Un detenuto di 33 anni è stato trovato morto nella sua cella all'interno della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità. Ad Acireale un uomo di 33 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari con il dispositivo del controllo elettronico perché è sospettato di atti persecutori, violazioni di domicilio e lesioni personali aggravati ai danni dell'ex compagno. La polizia ha arrestato 2 catanesi per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo nel quartiere San Giovanni Galermo, gli agenti hanno individuato una postazione di spaccio in via Capo Passaro, organizzata come un drive-in. Uno dei pusher era pronto per ricevere il denaro dagli acquirenti a bordo di veicoli, mentre il complice, posizionato sul terrazzo di uno stabile, riforniva la postazione facendo scendere e risalire 2 borselli legati a una fune. Ancora grande caldo, bollino rosso per ondate di calore in 2 capoluoghi siciliani e rischio incendi diffuso. Manlio Viola. Il rischio incendi e ondate di calore è tornato. Fra il 2 e il 3 agosto nel paese 23 città sono a rischio e 2 di queste sono in Sicilia, Palermo e Catania. Il bollettino della Protezione Civile parla chiaro, bollino rosso in entrambe le giornate. Sia a Palermo che a Catania temperature percepite di 38 gradi sia domenica che lunedì. A Messina va un poco meglio ma appena un poco, 38 gradi prima, 37 poi, cosa che fa scendere il livello di allerta da rosso ad arancione perché il caldo non è perdurante oltre le 24 ore. A Palermo, come ormai abitudine, inoltre stop totale alle carrozze trainate da cavalli per le 2 giornate. Sul fronte del rischio incendi la situazione resta altrettanto delicata, sebbene la pericolosità stimata dai modelli meteorologici sia classificata come media in 8 province e bassa nella sola provincia di Ragusa, la Protezione Civile siciliana ha dichiarato lo stato di preallerta su tutto il territorio isolano. Dal punto di vista meteorologico sono previste precipitazioni isolate o assenti, limitate a possibili rovesci pomeridiani solo sulle zone interne della Sicilia orientale, accompagnate da venti deboli e variabili. Le ferie d'agosto sono iniziate ufficialmente, complice il bel tempo e la voglia di staccare dalla routine, clima di vacanza tra sole, bagni e chiacchiere sotto l'ombrellone. Veronica Barbarino. Incominciano le ferie quando torno al mio paese. Spiagge affollate, ombrelloni aperti e tanta voglia di lasciarsi alle spalle la routine. Agosto entra nel vivo e per molti è finalmente arrivato il momento delle vacanze. C'è chi ha scelto il mare, chi si sposterà verso il fresco della montagna e chi invece dovrà aspettare ancora qualche settimana prima delle ferie. Qui a Marina abbiamo cambiato tappa. Noi siamo della provincia di Catania, andiamo sempre a Taormina, stavolta qui a Marina. Agosto staremo a Ferla, nel mio paesino di montagna, al fresco. Ci godiamo la spiaggia, il mare che è uno dei più belli d'Italia. Le ferie dopo Ferragosto. Ho fatto già 1 mese e mezzo, 2 mesi di mare, quindi non vedo l'ora di ritornare a Ragusa.
Tra un tuffo, una tintarella e una passeggiata sul bagnasciuga, sotto gli ombrelloni non mancano le chiacchiere estive. Le chiacchiere di genitori con figli preadolescenti, adolescenti, quindi puoi immaginare, lascio a voi l'immaginazione. I capelli, tra donne e i capelli, come fare a gestire i capelli in estate, il sole, il colore. L'estate ha ancora tanto da regalare, non resta che augurare quindi buone vacanze a tutti. E siamo andati anche a spasso per Catania, turisti affascinati dalla bellezza dei monumenti, ma c'è anche chi paragona il Teatro Romano agli scavi di Pompei. In questa prima domenica di agosto, musei regionali aperti e gratis. Giusy Lazzaro. Prima domenica d'agosto, in giro per Catania, incontriamo tanti turisti che sfidano caldo e afa per visitare monumenti e siti che raccontano la storia di questa città. L'architettura, gli edifici e il barocco è tutto molto bello. Sono stata ieri sull'Etna. Mi piace Piazza Duomo, vicino alla pescheria, e il mare è piacevole. C'è chi vive a Francoforte, ma radici tutte siciliane. Le persone vengono volentieri, sono molto felici quando gli dici io sono siciliana, bellissimo, io sono stata qua. A spasso per il centro storico, a Piazza Dante, il complesso dei Benedettini con la chiesa di San Nicola sotto il sole riflettono una luce speciale. Stupenda venire su da Via dei Crociferi e arrivare qua, vedere tutta la storia della festa di Sant'Agata e come siamo nei candelabri. Bellissimo. E come ogni prima domenica del mese anche a Catania, musei regionali aperti e gratuiti. Entriamo nel Teatro Romano. Ci sono parecchie, concordanze con Napoli e i suoi dintorni, anche semplicemente questo meraviglioso anfiteatro che ricorda molto quello di Pompei. E dire che questo non è il periodo di massima affluenza. Il concetto di alta stagione nel turismo da noi funziona nei mesi che vanno da aprile fino a giugno. Il picco lo raggiungiamo nella prima metà di giugno, poi tutto rallenta, si ferma per ricominciare fra settembre e ottobre, da fine agosto in realtà, quando ricomincia il turismo straniero, quello di gruppi, quello organizzato, quello che in realtà fa i numeri. In vacanza anche le famiglie con bambini, un'occasione in più per conoscere le bellezze senza tempo. Una piscina privata ma aperta a tutti, un modo per dare la possibilità a chi non può permettersi di andare al mare. È l'iniziativa di una famiglia di Noto nel Siracusano. Sentiamo Francesco Aloi. Il telefono squilla, dall'altra parte c'è qualcuno che chiede di venire qui, in piscina. Noi siamo qui, quando volete, a disposizione. Il proprietario è lui, Salvo. Con la sua famiglia ha deciso di metterla a disposizione per chi non può permettersi una giornata al mare. Qui siamo a pochi minuti dal centro di Noto. Purtroppo al giorno d'oggi c'è tanta gente che non arriva a fine mese. Le mie piscine sono qua, i motori sono sempre accesi. Quindi se vengono persone non mi cambia niente, perché non è che li devo prendere a spalla, portarli qua, quindi sono liberi di venire tutti quelli che vogliono a passare una giornata con noi. Con questo caldo e soprattutto con i rincari sul carburante, un tuffo in piscina è un regalo che in molti stanno apprezzando. Una cosa molto molto bella, che oltre a scriverci i bambini, i genitori che vogliono venire qua, ci scrivono anche tante mamme, tante persone che vogliono, tra virgolette, aiutarci portando dolci, facendo ciambelle, portando gelati. Ma Salvo tiene molto alla privacy di chi viene qui. Tutto nella riservatezza al 110%, ci scrivono in privato, noi diciamo dove siamo, li facciamo venire qua. Un'iniziativa che potrebbe diventare un modello da seguire. Piscina gratis per tutti. Adesso una breve pausa, tra poco. Rischio caos alle prossime elezioni amministrative. La denuncia il Movimento per l'Autonomia, tornando sulla vicenda il sindaco di Serra di Falco nel Nisseno, in carica per la terza volta nonostante la legge regionale lo vieti. Per lui è pronto il provvedimento di decadenza, ma la regione prende tempo. Lo scontro sale di tono e 20 sindaci si schierano con il ribelle. Manlio Viola.
È ancora in carica il sindaco ribelle e adesso la vicenda diventa un vero e proprio scontro di natura politica, non solo tecnico-giuridica. Leonardo Burgio, primo cittadino di Serra di Falco, è stato eletto per un terzo mandato, nonostante la legge regionale disponga che se ne possano svolgere non più di 2 consecutivi. Il sindaco leghista, però, forte della legge nazionale che invece lo permette nel resto del paese e di una sentenza della Corte Costituzionale che però riguarda il Friuli Venezia Giulia, resta saldamente ancorato alla poltrona con il supporto dell'intero Consiglio Comunale. L'assessorato regionale alle autonomie locali lo aveva diffidato ed invitato a dimettersi e ora è pronto il provvedimento di revoca, ma la regione ancora prende tempo. Tocca al Movimento per l'Autonomia adesso lanciare l'allarme e invitare il presidente Schifani a firmare il provvedimento di rimozione. La posta in gioco non è il solo comune di Serra di Falco, si legge in una nota autonomista, ma la tenuta dell'intero sistema elettorale siciliano. Nella prossima primavera, infatti, decine di sindaci si troveranno nella medesima condizione e se ciascuno decidesse di invocare gli stessi argomenti alla luce del precedente di Serra di Falco, si rischierebbe una giungla istituzionale in cui ciascuno decide per sé quale legge applicare, con un contenzioso elettorale destinato a paralizzare decine di comuni. Ma agli autonomisti risponde un appello di una ventina di sindaci ed ex sindaci, non solo leghisti, per i quali la nota degli autonomisti è una presa in giro nei confronti dei cittadini. La questione va risolta nelle sedi giuridiche opportune e rimuovere un sindaco con un escamotage non è tollerabile. Sindaci ed ex sindaci di tutta la Sicilia, fra cui anche Silvio Cuffaro, annunciano di essere pronti a sostenere Burgio anche nelle sedi giuridiche opportune. Rottamazione bollo auto. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la rottamazione dei tributi regionali, consentendo ai cittadini di regolarizzare il bollo auto arretrato fino al 2025 senza pagare sanzioni né interessi. Il decreto attuativo è atteso dopo Ferragosto, mentre il termine per i pagamenti è fissato al 31 ottobre. La misura punta a favorire il recupero degli arretrati e a garantire nuove entrate per le casse della regione. E adesso parliamo di musica. Oltre 30 anni di carriera, un'energia che continua a conquistare il pubblico. A Brucoli, nel siracusano, i di Rotta su Cuba hanno regalato una serata all'insegna del funk. Marco Carli. Più di 30 anni di musica, un repertorio che ha segnato il funk italiano e una presenza scenica che resta travolgente. I di Rotta su Cuba sono stati tra i grandi protagonisti del Mangias Mosaic Festival in corso Brucoli nel Siracusano. Grande sound e grande groove come da caratteristica del gruppo, a guidare la serata dal palco Simona Bencini, storica voce della band. Al centro della serata tutta l'energia del gruppo con una scaletta ricca di brani diventati nel tempo veri e propri evergreen, come Gelosia, i cui temi, declinati all'epoca nel tipico stile dei di Rotta su Cuba, restano attuali. Al tempo non l'avevo valutata da questo punto di vista, invece oggi anche, ahimè, con tutti i vari casi, insomma, anche di femminicidio, di situazioni, insomma, pesanti dal punto di vista, insomma, per noi donne, io sto raccontando la storia di uno stalker. Un live intenso che ha confermato ancora una volta la forza dei di Rotta su Cuba dal vivo e il loro legame con il pubblico. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Per il Catania test positivo a Norcia con il Ravenna. I rossazzurri vincono 3-2 e si proiettano verso la settimana che porterà alla prima sfida ufficiale in Coppa Italia col Vicenza. Marco Carli. L'omaggio al grande Franco Baresi, al minuto 6 il numero della sua maglia, nel test fra il Catania e il Ravenna di Norcia, il momento del ricordo. Poi sono arrivati i primi gol del ritiro umbro, l'evoluzione delle idee tattiche di Longo davanti ai tifosi che chiedono di riportare a casa il vecchio logo. Il tecnico etneo, con Ravenna di Mandorlini, ha schierato i suoi col 4-3-3 nel primo tempo, Pagliai e Donnarumma sugli esterni, Menez da mezzala e davanti Lunetta, Leonardi e Cicerelli. Sono stati
Romagnoli ad andare in vantaggio con Spini, il Catania ha pareggiato con Corbari, a suo agio nel ruolo di mezzala pura e bravo a sfruttare la grande progressione sulla destra di Lunetta. Nel secondo tempo Longo, che a breve potrà contare su Perrotta, un anno di contratto per lui con opzione per il secondo, cambia interpreti. Davanti ci sono Rolfini e Caturano con ai lati Liguori e Bruzzaniti. Il primo va in rete per il 2-1 su cross di Raimo, mentre i due esterni confezionano il gol del 3-1, assist dell'ex Pineto e rete del nuovo arrivato Liguori. Il Ravenna accorcia con Orellana, ma le sensazioni per Longo sono buone. Sabato l'esordio ufficiale in Coppa Italia col Vicenza. Palermo verso l'Australia per la tournée di agosto, in programma amichevoli contro il Melbourne e la Juventus. Sentiamo Marco Gullà. Chiuso il sipario sul ritiro alpino di Santa Cristina Val Gardena, per il Palermo di Inzaghi è già tempo di allacciare le cinture verso un'altra avventura. La truppa rosanero in queste ore spicchierà il volo alla volta dell'Australia. Il programma della tournée australiana si preannuncia significativo. Il primo impegno, segnato in rosso sul calendario, è per il 7 agosto, quando andrà in scena la gara contro il Melbourne City, sfida tra consorelle del City Football Group, con in palio l'Anglo Palermitan Trophy. Il momento clou della spedizione arriverà però l'11 agosto, quando all'interno della manifestazione internazionale calcio italiano, che vedrà impegnate anche Milan e Inter, i ragazzi di Inzaghi incroceranno la Juventus. Sul mercato, dopo l'arrivo di Dominic Vavassori, il DS Osti lavora anche per un'alternativa a Poyampalo, tutto legato anche alla permanenza o no di Jérémy Ledoiron, ma sull'attaccante francese al momento c'è scarso interesse da parte di altre società. Il mercato del Palermo non riguarda soltanto gli acquisti. Dall'estero è arrivato un forte interesse per Filippo Rarocchia, finito nel mirino della Z Alkmaar. Il club olandese avrebbe presentato un'importante offerta alla società rosanero per assicurarsi il centrocampista, una proposta che almeno per il momento non ha scalfito la posizione del Palermo. La dirigenza siciliana infatti considera Ranocchia uno dei punti fermi della squadra e non avrebbe alcuna intenzione di privarsene. Calcio a 5, la Meta Catania piazza uno dei colpi più prestigiosi del mercato e regala ai propri tifosi un autentico fuoriclasse. Il club rossazzurro ha annunciato l'ingaggio di Rafael Nogueira da Silva per tutti Fitz, pivot brasiliano proveniente dal Barcellona, uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale. Un arrivo importantissimo che certifica una volta di più l'importanza del club catanese a livello internazionale. Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.